Domani l'interrogatorio di garanzia per il 74enne di Masera che ha ucciso la moglie malata dopo l'ictus. L'uomo ha raccontato di essersi sentito abbandonato in una situazione drammatica. I rapporti interni alla famiglia potrebbero essere indagati. Rissa ieri sera tra cittadini indiani a Villanova di Motta di Livenza, spunta anche un coltello, 36enne ferito in ospedale, non è esclusa l'ipotesi di un contrasto religioso. Centrale di spaccio scoperta dalla polizia in un'abitazione di San Biagio di Callalta, 50 kg di marijuana sequestrati, c'era anche un macchinario per estrarre le foglie, un 22enne arrestato. Salgono alle stelle i prezzi di frutta e verdura che ora vanno a ruba nei campi, nel senso letterale. L'estate del 2023 ha registrato il record di furti nelle campagne della Marca. Sit-in dei centri sociali per denunciare la condizione di centinaia di persone sotto sfratto negli alloggi popolari. La provocazione si smetta di costruire abitazioni di lusso. Al presidio di protesta a Treviso la testimonianza di alcuni degli sfrattati, le loro storie ai nostri microfoni. È ufficiale il programma degli eventi organizzati per il 60° anniversario del Vajont. Il 9 ottobre, giorno della commemorazione al cimitero di Fortonia prima e alla diga del Vajont poi, sarà presente il capo dello Stato Sergio Mattarella. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3, tanti fatti di cui dobbiamo darvi conto in questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Prima però, come ogni martedì sera, il sondaggio di Ring su una questione molto attuale. Migranti, 5.000 euro per evitare la detenzione, giusto? Se sì, il numero in verde 0422 1626 691, se no il numero in rosso 0422 1626 690. La chiamata come sempre è gratuita. L'esito del sondaggio questa sera a Ring a partire dalle 21.15 con Ferdinando Avarino in studio. Dicevamo i fatti e su tutti c'è il fatto, il delitto di Masera. Domani in carcere a Treviso Santa Bona l'interrogatorio di garanzia di Sergio De Zen, il 74enne accusato di aver ucciso con una coltellata domenica a mezzogiorno la moglie Manuela Bittante di 77 anni. Si sentiva abbandonato, dice l'avvocato. L'interrogatorio avverrà domani alle 9:30 presso il carcere di Santa Bona e lui non intende sottrarsi alle sue responsabilità, anche se delle idee sempre un po' confuse, perché io credo che sia molto scioccato da tutta la situazione. Lui dice che non vuole uscire dal carcere, nel senso che è una misura alternativa, no? Ha detto che non se ne parla proprio, e anche perché non vuole disturbare nessuno, che il suo posto è quello ed è giusto che stia lì. Non si dà pace il 74enne Sergio De Zen, in attesa di essere interrogato dal GIP di Treviso nel carcere di Santa Bona, dove si trova con l'accusa di aver ucciso con una coltellata al petto la moglie Manuela Bittante, 77 anni, da alcuni giorni rientrata nella loro casa di Via Metti a Coste di Masera dopo un lungo ricovero a causa di un ictus all'ospedale di Montebelluna. La donna era allettata e costretta ad alimentazione con sondino e tracheotomia, una situazione delicatissima per l'uomo diventata ingovernabile. Lui si è sentito abbandonato da tutti, ma non è l'ospedale di Montebelluna, l'ospedale di Treviso. Purtroppo è un problema nazionale. Ulteriori elementi potrebbero arrivare dall'autopsia disposta per venerdì sul corpo della 77enne. Nelle scorse ore intanto l'avvocato di De Zen si è sentita anche con la figlia Aurora, che era stata individuata come caregiver della madre. Io ho scambiato proprio poche parole questa mattina al telefono, ma cerco di essere più discreta possibile perché mi rendo conto che è un momento molto difficile. Aurora dovrà decidere se rivolgersi a un avvocato. In linea di principio nel processo contro il padre potrebbe costituirsi parte civile, ma è solo un'ipotesi. La 45enne è stata sentita nell'immediatezza dei fatti e la sua versione pacifica. Al momento del delitto stava riposando in un'altra stanza. Gli stessi rapporti intrafamiliari potrebbero essere indagati in un secondo momento, anche se la procura di Treviso, guidata da Marco Martani, tende a escludere ogni premeditazione, così come ipotesi estrema che la donna abbia potuto suggerire al marito di compiere il gesto. Manuela era sì gravemente invalida, ma cosciente. Che lei potesse scrivere delle parole è stato detto anche a me con una mano, perché l'altra era completamente paralizzato, il braccio completamente paralizzato, quindi io non ho la minima idea se effettivamente ci sia stato anche un desiderio della signora. E il marito, lui mi riporta soltanto
quello che le ho detto poco fa, insomma, ecco, che lui non sopportava di vederla così perché non era vita, ripete continuamente questo, perché non è dignitoso, perché ovviamente la signora era incontinente, la signora non riusciva a mangiare, non riusciva a parlare e per lui dopo 50 anni di matrimonio non era sostenibile vederla ridotta così. Un fatto che ripropone il tema dell'eutanasia, ma non solo, non soltanto, anche la gestione molto più semplicemente dei malati gravi a domicilio, e sono davvero tanti anche nella Marca trevigiana. Spesso le famiglie si sentono sole perché c'è una carenza di informazioni, dice il professor Sbarra, esponente storico dell'associazione Luca Coscioni, ma sul delitto di Maser interviene nuovamente anche la sindaca Benedos. Uno dei problemi che noi dobbiamo affrontare è quello del coordinamento dei servizi, perché i servizi sono tanti, li offre l'ospedale, li offre la USL, li offre il comune, ma molto spesso il paziente, l'ammalato, il familiare non conosce quali sono tutti i servizi cui può accedere né chi può erogare quei servizi. Quindi serve un centro di informazione coordinato, omogeneo, organico. Gli strumenti ci sono, ma spesso a mancare l'informazione, soprattutto per le famiglie più fragili. A dirlo è un esponente storico dell'associazione Luca Coscioni nella Marca, il professor Sbarra, che se da un lato non entra nel merito del delitto di Maser, dall'altro riporta un problema assicura generalizzato per buona parte dei cosiddetti caregiver. Che l'eutanasia è un problema importante, ma prima c'è tutta una storia che il malato può, e il familiare può, come dire, utilizzare per alleviare la sofferenza. Innanzitutto c'è tutto un sistema di cure palliative che funziona in molte USL, talvolta non funziona, l'Italia poi è molto diversificata, ma è un tema che i pazienti devono conoscere e i medici devono applicare con forza. E sulla vicenda interviene nuovamente anche la sindaca di Maser, in particolare sull'appuntamento che la figlia della coppia Aurora avrebbe preso l'8 di settembre con gli uffici dei servizi sociali comunali, come riferito ai nostri microfoni dall'ULS 2. No, mi dispiace, stamattina ho fatto la verifica con l'assistente sociale, l'8 di settembre l'assistente non aveva appuntamenti con Aurora. Benedos resta convinta che la tragedia potesse essere evitata. Probabilmente l'ospedale avrà valutato che Aurora e il padre erano in grado di sostenere di fare questa assistenza, ma nei fatti non lo erano, dovevano verificare ulteriormente le cose. Vedremo domani quindi se emergeranno ulteriori dettagli nell'interrogatorio di garanzia. Adesso la cronaca ci porta a Motta di Livenza, per la precisione nella frazione di Villanova, dove ieri sera è esplosa una violenta lite tra uomini di nazionalità indiana. Questo quasi contemporaneamente ai fatti di Prata di Pordenone, con quella mega rissa che ha coinvolto decine di indiani e Sikh. Non si escludono relazioni tra i due fatti. Resta il fatto che un 36enne è stato accoltellato e per questo portato in pronto soccorso. Solo ho sentito perché ha passato una macchina di carabinieri, loro schiaccia il campanello con me, io sono dormendo lì là. Quando è uscito fuori, loro mi hanno detto chi è litigato, io ho detto io non so chi è litigato, perché mi hai guardato, io sono dormendo lì là. Non so, loro mi hanno detto così persone ospedali. Non è passata inosservata la violenta lite tra uomini di nazionalità indiana che ha sconvolto la serata di Villanova in comune di Motta di Livenza. Lo stesso Bu, anche lui indiano residente a pochi passi, è stupito e mostra le chiazze di sangue ancora visibili in strada e sul vicino prato, che raccontano di attimi ad altissima tensione e tasso alcolico sui quali stanno indagando i militari dell'Arma. Io uscito da fuori, dopo ho passato di qua, solo devi guardato qua. Perché io non so chi è litigato. Da una prima ricostruzione pare che i contendenti fossero 5, in 2 poi sono ricorsi alle cure dell'ospedale di Oderzo, uno in particolare, un 36enne, con una ferita alla spalla provocata da un'arma da taglio. Un connazionale è stato identificato come autore del gesto, ma resta da capire il motivo scatenante di tale violenza. Di certo i fatti sono avvenuti a poca distanza, sia fisica che temporale, dalla maxi rissa tra indiani Sikh scoppiata alle 21 a Prata di Pordenone per la gestione
l'abitazione del tempio induista di Pasiano. 45 le persone identificate, 22 denunciati. I carabinieri stanno facendo gli opportuni riscontri, particolare anche l'assonanza. La mega rissa è scoppiata infatti nel quartiere Villanova di Prata, la lite nelle vicinanze della piccola frazione mottense di Villanova, dove tra l'altro la comunità indiana è ben integrata. È tranquilla di solito questa zona, anche queste persone non hanno mai dato nessun tipo di problema. E lavorano, sono inseriti? Sì, di solito sì, non ci sono problemi. A me hanno detto, però ripeto, sono parole che mi hanno riferito, che erano in strada e penso si siano fermate altre persone e sia successo la rissa. Però di preciso non lo so, perché io ripeto, quello che mi hanno detto non ho visto la scena. E c'è stato anche un altro maxi blitz antidroga nella Marca trevigiana. 50 kg di marijuana sono stati sequestrati dalla polizia in una abitazione a San Biagio di Callalto, una vera e propria centrale dello spaccio. Per questo è stato arrestato un ragazzo di soli 22 anni. 50 kg di marijuana ed uno speciale macchinario agricolo per lavorarla. Ancora un maxi sequestro di droga nella Marca. Questa volta un vero e proprio deposito di marijuana è stato scoperto dagli agenti della squadra mobile della questura di Treviso in un'abitazione a Fagarè di San Biagio di Callalta. Il blitz è scattato ieri pomeriggio ed ha permesso ai poliziotti di scoprire l'enorme quantità di droga ben nascosta in diversi piccoli bidoni occultati nell'abitazione ed in un furgone parcheggiato nel cortile. Secondo quanto accertato dalla polizia, il proprietario della casa, un ragazzo di 22 anni con alcuni precedenti, era riuscito a mettere da alcuni mesi in piedi una fiorente attività di spaccio anche al dettaglio, come testimoniato dalla via vai di clienti, alcuni dei quali sono stati individuati e segnalati quali assuntori. Lo stupefacente, come il macchinario del valore di circa 2.000 euro, è stato sequestrato. Il 22enne è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Santa Bona in attesa della decisione del giudice. Le indagini sono ancora in corso. Ringrazia le forze dell'ordine la sindaca di San Biagio, Valentina Pillon. C'è stato uno sconcerto iniziale quando abbiamo appreso la notizia, però ci tengo a ringraziare le forze dell'ordine per il lavoro congiunto che hanno portato a termine, appunto riuscendo a scovare questo giovane ragazzo del nostro territorio che deteneva questo quantitativo elevato di droga in casa. Sicuramente la direzione in cui dobbiamo andare è quella di unire le forze per riuscire a combattere questa microcriminalità che purtroppo si annida nei nostri territori. Frutta e verdura vanno letteralmente a ruba ed è un vero e proprio fenomeno quello che si è registrato quest'estate nei campi della Marca trevigiana. In questi ultimi periodi abbiamo assistito a un aumento di furti in campo. Partiamo da furti importanti di nettarine con quantità importanti e poi ultimamente mele e kiwi, anche se i kiwi non sono ancora maturi. Colpa del caro prezzi, dell'inflazione, del potere d'acquisto di stipendi e pensioni sempre più basso. Fatto sta che l'estate del 2023 ha registrato un record di furti di frutta ed ortaggi nei campi. Ad Amedeo Tonon, frutticoltore di Povegliano, sono spariti più di 2 quintali tra pesche, nettarine e pere. Ad un vicino orticoltore un'intera serra di pomodori. Ci sono degli agricoltori che hanno messo in piedi le serre, hanno messo il pomodoro e quando il pomodoro era maturo gli è stato tutto quanto prelevato da terzi, non si sa chi. Perdite di raccolto per centinaia di euro e spesso anche danni alle piante. Ci sono i ladri più organizzati che rubano quantità anche consistenti di frutta e verdura, ma gli agricoltori hanno scoperto anche diversi anziani che raccoglievano un sacchettino di frutta, quella che magari gli serviva per la settimana. Io penso sia una questione storica in parte, però poi anche diciamo che ultimamente la spesa al supermercato costa. Allora magari qualcuno è incentivato a andare in campagna a prendersi la mela, il radicchio, o il pomodoro, o i fagioli, quelli che trovano, diciamo. Furti che disturbano anche perché alle volte, continua Tonon, basta chiedere qualche mela o pomodoro, non si nega a chi è in difficoltà. Quello che possiamo facciamo già per tante famiglie, se lo possiamo fare anche per qualcun altro in più ben venga, però dà un po' fastidio sostanzialmente che vengano a prendere il prodotto non maturo e il furto dà fastidio onestamente. Dalla cronaca all'attualità con il sit-in davanti alla sede dei servizi sociali del comune di Treviso per denunciare la condizione in cui versano centinaia di persone sotto sfratto. La provocazione dei centri sociali proprio a Casugana: si smetta di costruire abitazioni di lusso, vengano riqualificate le case vuote.
Cioè, siamo di fronte ai servizi sociali perché di fatto vediamo la responsabilità politica di quello che sta succedendo. Sono circa 300 i provvedimenti di sfratto nel comune di Treviso. Sit-in del centro sociale Django davanti alla sede dei servizi sociali per denunciare la condizione in cui versano decine di persone sotto sfratto. Dal centro l'attacco all'amministrazione e all'Ater di lasciare sole le persone in difficoltà, tempi troppo ristretti per gli sgomberi e proroghe che si rinnovano di mese in mese. I criteri per la graduatoria sono fermi agli anni 90, questo è un grossissimo problema, lo sappiamo tutti, ma il punto è sicuramente cambiare la formazione e la graduatoria è importante, però non è la soluzione. Come associazione, Caminantes si sta occupando di accompagnare le persone in difficoltà e sotto sfratto ai servizi, agendo da mediatori, attività che secondo l'associazione dovrebbe essere a carico dell'amministrazione. Le richieste sono chiare: la messa a disposizione degli 89 alloggi comunali chiusi e che venga presa da parte del comune una posizione chiara nei confronti delle politiche messe in atto da Ater, ma non solo. E soprattutto che si smetta di lotizzare rispetto alla costruzione di case di lusso. Rimettiamo a posto tutti gli immobili che ci sono, che sappiamo che sono centinaia vuoti in città, no, le case sono le abitazioni sono 6.500, ma di cosa stiamo parlando? Non si fa attendere la risposta di Cassugana. Io sono quel sindaco che ha chiesto a gran voce, che chiede e che vuole costruire un nuovo piano casa regionale che vede da parte di tutti gli enti degli investimenti importanti, di rigenerazione del patrimonio esistente. È altrettanto vero che bisogna mettere mano alle regole di assegnazione di queste case. Un invito al confronto da parte del sindaco. Nessuno vuole lasciare le persone in strada, dice, e accoglie la provocazione dell'associazione, ma con riserva. Stanno provocando uno di quei sindaci che più ha investito sul tema della casa e più è riuscito a restituire degli immobili oggi messi a disposizione per le famiglie in difficoltà. Quindi da un punto di vista della coscienza sono assolutamente sereno. Questo il dibattito, la dialettica delle parti. Ci sono poi le storie, alcune davvero disperate. Non trovo un aiuto, non riesco a venirne fuori da nessuna parte, sia dal comune che dall'Ater, nonostante la mia disponibilità. Ho un debito di 16.000 euro che non so neanche come fare non ho un reddito, non ho niente. Però non c'è un riscontro da parte né dall'Ater né del comune né dei servizi sociali. Tra gli inquilini delle case popolari del quartiere San Paolo c'è anche Maria Silvestrini, 52 anni, nata e cresciuta a Treviso. Da 23 abita nella casa che secondo il provvedimento di sfratto dovrebbe lasciare a gennaio. 600 euro di affitto quelli che deve pagare e secondo la normativa la morosità e il conseguente sfratto determinano il pagamento dell'affitto secondo il prezzo di mercato, quindi senza l'agevolazione che offre Ater. Affitto che la signora non paga da 2 anni. 16.000 euro sono ammontati da spese condominiali per una mia mancanza, perché è stata una mia mancanza che non ho, però ho passato un periodo di depressione, ne sono venuta fuori e ho cercato di rimediare. Altra storia, quella di Abbas Lamouchi, 54 anni, 4 figli minori, di cui il più piccolo di 1 anno e mezzo, il più grande di 16 e diversamente abile, costretti a vivere in albergo. Di origine tunisina, da 24 anni a Treviso, ha perso il lavoro con il Covid e si trova ora senza casa. Lavoro sempre 17 anni a Venezia nell'albergo, sempre fisso, regolari, però quando è venuto il Covid 2 anni senza lavoro, con di case integrazioni 700 euro, 650, non posso pagato l'affitto quasi 2 anni. E il sfratto il 4 settembre sono andato fuori e quindi adesso sono ospite nell'albergo. Il comune, l'assistenza sociale ha aiutato una settimana, Caritas 2 notti, il resto non pago io, sempre ogni sera, una notte 136 euro. Situazione che Abbas e la sua famiglia non riescono più a sostenere. Da giorni, racconta, non mangia un pasto caldo, troppo alte, le spese per mangiare al ristorante. Dopo la richiesta per ottenere una casa popolare, ancora nessuna risposta. Dati alla mano evidenziano una situazione difficile, 700 domande per circa un'ottantina di case. È sempre in regola, è tutto a posto, 24 anni che sono qua, mai succede questo è il problema, però ho provato queste due notti che sono dormito in macchina con la mia famiglia. Con le bagagli, valigie, tutti. Voltiamo decisamente pagina, ma restiamo a Treviso perché domani sarà presentato il dossier attesissimo di presentazione che candida il capoluogo a capitale della cultura 2026.
Domani si completa la prima fase della selezione per la capitale della cultura del 2026 e in lizza per il titolo c'è anche Treviso. Noi attraverso questa candidatura, che è stata come una sorta di stati generali della cultura trevigiana, abbiamo voluto gettare le basi per un futuro importante, perché la nostra candidatura si basa sui giovani, si basa sul futuro, quindi una città dinamica che guarda al futuro, consapevoli però di un passato straordinario. Tante le associazioni culturali che in questi mesi hanno contribuito ad arricchire questo dossier, con iniziative e campagne dedicate ad importanti tematiche, che hanno portato a far conoscere la città anche al di fuori dei confini comunali. La cultura a Treviso deve essere un vero e proprio strumento per toccare le anime, toccare i cuori e far riflettere, quindi non soltanto cultura fine a se stessa, legata alla bellezza, all'arte, ma anche una cultura che possa aiutare dei processi partecipativi su dei temi assolutamente importanti e proiettati al futuro. L'unica stonatura in questa sinfonia perfetta, la mancanza di un cinema nel centro storico. Continuare a parlare di centro e quartieri secondo me è squalificante, nel senso che abbiamo un'eccellenza del cinema nazionale che è il Cinema Edera nel quartiere di Santa Maria del Rovere, che è sempre città, di questo dobbiamo essere orgogliosi. Dobbiamo anche essere consapevoli e chiari nei confronti dei cittadini che quando parliamo di cinema parliamo di un ambito che è privatistico. A detenere il primato di cinema di riferimento quindi rimane l'Edera, ma il sindaco promette di rendere Treviso disponibile come set cinematografico. Che io mi tengo stretto il Cinema Edera, è altrettanto vero che mi tengo stretto degli attori importanti e tutto il percorso per rendere Treviso sempre più un set cinematografico che stiamo facendo con la Veneto Film Commission. Staremo quindi a vedere già domani, quindi sarà una tappa fondamentale nel percorso verso questo titolo molto ambito. Dopo le proteste di maggio con tende e presidi davanti alle università della regione, domani mattina l'UDU, che è l'Unione degli Universitari, manifesterà sulla Ponte di Rialto per chiedere misure concrete contro l'emergenza abitativa e il caro studi. Ci saranno tanti studenti trevigiani. Secondo proprio gli studenti, la Regione ignora denunce e richieste mentre gli affitti costano sempre di più, i libri rappresentano una spesa pesantissima per le famiglie, i costi del trasporto pubblico sono aumentati, mancano investimenti e tutele sul diritto allo studio. Quindi domani ci sarà questa protesta a Venezia sul ponte di Rialto, tanti anche i trevigiani che parteciperanno. Adesso per noi la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta ritorniamo a Treviso per parlare di cultura, di spettacoli, perché si preannuncia un calendario ricco di appuntamenti, quello proposto dal Centro di Produzione Teatrale Alcuni. Si parte con la rassegna Satira invece, che porta in scena alcuni dei grandi nomi della commedia teatrale italiana, come Lella Costa, che recita una rivisitazione di Pinocchio di Collodi durante la serata di apertura del 12 ottobre. Non mancano le proposte rivolte alle scuole, a partire dall'infanzia fino alle secondarie di secondo grado, con spettacoli messi in scena settimanalmente da ottobre fino a maggio 2024. Che il calendario è ricco? Non è molto ricco. Io però, visto che abbiamo tempo, così, anche citare qualche titolo. Le 4 stagioni, una produzione di Gruppo Alcuni, in cui ci sono 6 musicisti che suonano queste bellissime 4 stagioni, però ambientate in un circo, uno spettacolo che debutta a gennaio al nostro teatro e poi gira per il mondo. Gli appuntamenti coinvolgono anche le famiglie con una serie di spettacoli al Teatro Sant'Anna ogni domenica pomeriggio. Parte ad ottobre e poi finisce ad aprile, perché poi, perché siamo qua al parco? Perché abbiamo appena finito la stagione estiva e poi torneremo la prossima estate ancora qui al parco degli alberi parlanti. Sanno che settembre, ottobre sono mesi ricchi. E noi andiamo a Belluno. È ufficiale il programma degli eventi organizzati per il 60° anniversario del Vajont, in particolare il 9 di ottobre, giorno della commemorazione della tragedia, al cimitero di Fortonia, prima alla diga del Vajont, poi sarà presente il capo dello Stato Mattarella.
Questa è la notizia ufficiale che posso annunciare oggi. È per noi un onore avere il Presidente e soprattutto la testimonianza della vicinanza alle comunità del Vajont da parte dello Stato, che è il responsabile principale di questa tragedia. Sarà il momento istituzionale forse più toccante perché si svilupperà sia nel cimitero di Fortonia che nell'area della diga. Il Capo dello Stato torna a Longarone per rendere omaggio alle vittime dell'immane disastro che si compì la sera del 9 ottobre 1963. È il 60° anniversario, quello che universalmente sarà commemorato per onorare le quasi 2000 vittime fra Longarone e Ertocasso. E il calendario degli eventi è fittissimo, con un unico fil rouge. Cercare di lanciare un messaggio affinché i giovani possano prendere il testimone della memoria, una memoria che deve essere viva, collettiva e che deve soprattutto raccogliere in sé i significati e i valori che questa tragedia ha portato, soprattutto nel non commettere più gli errori che sono stati fatti e cercando soprattutto di lanciare quei messaggi legati alla prevenzione del territorio che penso siano indispensabili e fondamentali nel legame con il Vajont. E poi la gratitudine verso chi aiutò quei territori a ripartire con gesti concreti. Fra gli eventi istituzionali si segnala la seduta straordinaria del Consiglio regionale del Veneto il 4 ottobre alle 15 nella sala consiliare di Longarone. Il 9 ottobre alle 14:30 al Centro Culturale Parri il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile inaugurerà a Longarone la Settimana Nazionale della Protezione Civile. Nel pomeriggio alle 16 la Santa Messa in suffragio delle vittime del Vajont celebrata a Fortonia dal Patriarca di Venezia. Alla sera alle 20:30 in contemporanea in 136 teatri italiani andrà in scena Vajonts, rielaborazione dell'orazione civile di Marco Paolini, a cui hanno aderito attori di fama nazionale e internazionale. Il culmine alle 22:39 con il rintocco della campana della chiesa di Longarone. Sempre con Tiziana Bolognani torniamo sulla cronaca. I tentacoli della mafia catanese di Cosa Nostra nel Bellunese emergono infatti particolari inquietanti 4 giorni dopo l'esecuzione di un decreto di confisca milionaria emesso dalla sezione distrettuale del Tribunale di Venezia. Tra gli immobili sequestrati a un esponente di spicco del clan Mazzei ci sono anche 3 appartamenti a Ospitale di Cadore. Risultano intestati a William Cerbo, detto Scarface, i 3 appartamenti confiscati dalla Guardia di Finanza e dalla Questura di Padova a Ospitale di Cadore. Il dettaglio dei risvolti inquietanti emerge oggi a 4 giorni dall'operazione che ha portato alla confisca di quote societarie e beni privati per un valore di circa 11 milioni di euro nei confronti dell'esponente catanese di Cosa Nostra. Come abbia fatto Scarface ad arrivare nel piccolo paesino del centro Cadore resta un mistero. È certo che i suoi beni immobili erano detenuti per il tramite di 17 società di comodo, alcune delle quali già destinatarie di interdittive emesse dal prefetto di Padova. Una di queste aveva fatto shopping a Ospitale, scegliendo di investire in 3 appartamenti di un condominio del paese, valore di mercato complessivo poco più di 100.000 euro. Già condannato dalla Corte di Appello di Catania per associazione mafiosa, trasferimento fraudolento di valori, bancarotta fraudolenta e corruzione, poi ancora condannato a Rovigo con sentenza confermata in appello a Venezia, William Cerbo è stato ritenuto socialmente pericoloso anche dai giudici lagunari perché a Padova si sarebbe radicata la base organizzativa di un complesso sistema piramidale di imprese considerate dirette dal Cerbo, strumentalmente utilizzate per perpetrare truffe nel nord Italia. Dopo l'arresto dello scorso 12 luglio a Cibiana di Matteo Pandolfo, della famiglia del boss palermitano Michele Michalizzi, sembra non esserci più alcun dubbio sul fatto che la criminalità organizzata abbia trovato casa nel Bellunese. Ritorniamo sulla strage di Santo Stefano di Cadore, mentre i familiari delle 3 vittime si appellano alle istituzioni per chiedere pene più severe. Emergono nuovi dettagli sull'auto che guidava Angelica Hutter. L'Audi guidata da Angelica Hutter era in buone condizioni, nessun guasto dunque al motore né all'impianto frenante. L'ha stabilito la perizia commissionata dalla Procura di Belluno, smentendo definitivamente quanto dichiarato dalla 31enne tedesca che nelle scorse settimane dal carcere veneziano della Giudecca aveva invocato il guasto meccanico. È ormai chiaro che la causa principale della tragedia sia legata alla velocità tenuta dalla Hutter, che andava quasi al doppio del limite vigente in quel tratto
tratto di strada di 50 km/h. Intanto i familiari delle 3 vittime che hanno perso la vita a Santo Stefano di Cadore, Marco Antoniello, il figlio Mattia di 2 anni e la nonna Maria Grazia Zuin, ringraziano la procura ma si appellano alla giustizia perché le pene siano più adeguate. Non è tollerabile, dicono Elena e Rocco, che la nostra giustizia interpreti gli omicidi stradali come reati da punire così poco, scrivono, lasciando i congiunti delle vittime con quel senso di ingiustizia che nessun risarcimento assicurativo potrà mai compensare. I veri condannati, aggiungono, sono i familiari delle vittime che ogni giorno vivono con un vuoto incolmabile e non chi alla fine prende il più delle volte una pena sospesa con condizionale, concludono. Ora attenderanno il deposito della perizia per poterla valutare attentamente e procedere con i loro accertamenti. E c'è poi un fronte davvero caldo che rischia di diventare ancora più rovente, quello della pista da bob di Cortina. Proprio sulla pista da bob in Consiglio provinciale è passato con 5 voti e 2 astensioni l'ordine del giorno del gruppo Provincia Comune 2030, con il quale si chiede di verificare la fattibilità dell'adeguamento dell'impianto di Innsbruck in tempi e costi compatibili con i giochi. Il documento presentato dal consigliere Paolo Perenzin si rivolge alla Fondazione Milano Cortina, al Governo e alla Regione del Veneto. In caso di fattibilità dell'ipotesi austriaca si chiede di abbandonare immediatamente la costruzione dello sliding center a Cortina, utilizzando le risorse a esso destinate per le esigenze del territorio bellunese. Io non ho particolari aggiornamenti da darvi né da Treviso né da Belluno, e quindi tutto. Vi lascio le previsioni del tempo come sempre. Grazie per l'attenzione, buona serata. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato, a Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene. Bentrovati al meteo. L'anticiclone si conferma stabile sul nostro territorio, dove il tempo sarà decisamente buono. Vediamo insieme il dettaglio di mercoledì 27 settembre. Sul Veneto la giornata sarà contraddistinta da un ampio soleggiamento, con il cielo che si presenterà sereno, poco nuvoloso sui rilievi. Temperature stazionarie e gradevoli, minime sui 13-19 gradi, massime tra 25 e 28 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui tanto sole, qualche nube bassa sulle vallate alpine, altrove cielo sereno. Temperature minime tra 13 e 19 gradi, massime comprese tra 26 e 28 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove di fatto avremo poche novità, perché anche qui il tempo sarà soleggiato, salvo la presenza di foschie mattutine. Temperature minime intorno ai 14 gradi, massime sui 29-31 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura,